di Cinto Caomaggiore. Lì naturalmente ci si prepara a votare e a questo punto ci sono state anche alcune dichiarazioni da parte del consigliere Falcomer relativamente poi alla ricandidatura del sindaco uscente Querini. Lei voleva replicare a questo proposito, immagino. Lei è sempre un sostenitore di Querini, no? Ovviamente siamo nella stessa lista. Comunque in ogni caso auguro a tutti quanti buon 2014 sperando che dicano veramente la verità, proprio perché proprio sul pagamento delle tasse probabilmente l'ETA si riferiva al non pagamento dell'IMU che è stato fatto quest'anno e se consideriamo questo una riduzione delle tasse sembra qualcosa di ridicolo. Comunque sì, Falcomer ha fatto una dichiarazione la settimana scorsa in questa emittente che mi ha veramente reso perplesso, se non sbigottito, cioè nel dire che Renato Querini e la nostra amministrazione non ha fatto niente in 4 anni di gestione di amministrazione mi sembra esagerato. Lei batte sempre sul sindaco, l'ex sindaco Querini. Io lo noto questo, c'è stato proprio ospite al nostro telegiornale pochi giorni fa. Come commenta la sua candidatura in vista delle prossime amministrative? In realtà non capisco perché si ricandidi Querini. Querini ha dimostrato che la sua giunta in 4 anni non è riuscita a fare niente. Tutti i lavori che aveva in programma, mi riferisco al piano triennale delle opere, non sono andati in porto. E non per una questione di crisi, perché i soldi ce li aveva, il Comune di Cinto soldi per quanto riguarda il finanziamento delle opere c'erano. Addirittura è riuscito anche a mangiarsi quelli che aveva promesso la provincia, circa 600.000 euro per l'acquisto per esempio della cava che non è avvenuto. C'erano soldi che potevano essere utilizzati e che poi in realtà sono finiti in altri comuni della provincia di Venezia, quindi questi soldi c'erano e li hanno usati gli altri. Potevamo usarli a Cinto, non li abbiamo usati. Quindi non capisco cosa debba rivendicare Querini di buono, cosa che ha fatto, questi soldi dove sono finiti? Questa è la domanda che pongo. Ha accusato, in 4 anni non è riuscito a usare questi soldi. Bene, grazie Gianluca Falcomer, è stato chiarissimo. Se considerare che abbiamo mantenuto i costi e anzi ridotto i costi della politica a Cinto, dell'amministrazione, dell'apparato comunale e preparato tutti i progetti che sono saltati qua a settembre proprio per la sconsiderata azione della minoranza che si è dimessa in massa, mi sembra veramente ridicolo, anche perché in 4 anni di consigli comunali probabilmente Falcomer era ben poco attento se considera che l'amministrazione non ha fatto niente, probabilmente con i giochetti col portatile si è distratto un attimino. Allora di conseguenza io vorrei dire che tutti i progetti, tutti i lavori che dovevano essere fatti da settembre fino alla fine del nostro mandato, che erano progetti importanti per lo sviluppo di Caomaggiore, sono stati bloccati. E se vogliamo anche aggiungere che con il commissariamento del comune di Cinto Caomaggiore sono state aumentate le tasse a tutti quanti i cittadini e in più non sono stati risolti nessuno dei problemi a vantaggio di Cinto Caomaggiore, anche perché se il sociale è andato a Portogruaro con a pari costi ma a minor servizio, io dico che qualcosa non è che abbia funzionato molto bene. Grazie quindi a Paolo Fagotto, proseguiamo tornando